I piani operativi di impianti che venivano effettuati da parte dei consorzi innalzavano la quota altimetrica dell'impianto e quindi si cominciava a piantare sempre più in alto con risultati piacevoli. L'appuntamento di stamani del talk show sui cambi climatici. Sembrava all'inizio un ragionamento astruso di parlare in un momento del genere nuovamente e l'ennesima volta dei cambi climatici. Invece sono venuti fuori tematiche estremamente interessanti, da cui da una parte il Consorzio del Durello che ha esposto la loro ricerca ventennale sul cambio climatico rispetto alla Durella, che ha modificato addirittura il suo rapporto di acidità nei confronti di questo spumante che, devo dire, sta diventando sempre di più leader di un territorio e identificatore di un'area produttiva estremamente interessante, e dall'altra parte abbiamo avuto l'esempio di siciliani che ci hanno raccontato che in questi ultimi 2 anni il clima siciliano ha diminuito, l'impatto e la variazione è stata al contrario, cioè ci sono stati 2 anni in cui le temperature si sono abbassate in Sicilia. Quindi abbiamo scoperto nella riunione di oggi, seguita da Cotarella, che ci ha dato una mano all'interpretazione di questo sistema spumantistico nazionale, anche che non c'è una variazione climatica a macchia di leopardo, che in qualche modo dà un'identità a territori e modifica il rapporto delle bollicine con il territorio stesso.